Buon pomeriggio a tutti. Continuiamo in questo spazio a lavorare sul futuro, a lavorare sulle idee. È con grande piacere che abbiamo ospiti 5 imprenditori oggi e la collega, la dottoressa Rita Stefanuto, che dirige la nostra direzione Innovazione, Ricerca ed Energia. Va bene, insomma, l'ordine dei fattori speriamo non cambi il risultato. E quindi lei condurrà questo lavoro oggi, si portano delle esperienze che sono significative di per sé, ma anche per la qualità umana e esperienziale che è sottesa, e le qualità che oggi trattiamo sono le qualità dell'adattamento e della resilienza. Sappiamo che la resilienza è un termine abbastanza abusato, però in questo caso credo che sia proprio appropriato per raccontare queste esperienze. Quindi lancio questa cosa, do la parola già a Rita perché possa condurre questo interessante lavoro. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie a te Alessandro, gentilissimo. Mi ha già presentato il collega, Rita Stefanuto, mi occupo in Regione Veneto di ricerca, innovazione ed energia. Il tema del giorno, lo vedete, è adattamento e resilienza, un tema particolarmente attuale, sicuramente. Ne abbiamo parlato tantissimo, gli eventi di questi ultimi quasi 2 anni ci hanno portato a confrontarci seriamente con queste problematiche e ci hanno anche indotto a cambiare i nostri stili di vita, a cambiare le nostre abitudini, a cambiare le nostre relazioni sociali o comunque il modo di approcciare la nostra vita sociale. Come abbiamo reagito di fronte a questa esperienza sicuramente assolutamente imprevedibile che è stata la pandemia da Covid? Come abbiamo reagito? Abbiamo dato prova di resilienza? Come ci siamo adattati ad un mondo che stava profondamente e velocissimamente cambiando? Per dare una risposta a queste domande abbiamo ospiti oggi 5 imprenditori che quindi dal loro punto di vista vi racconteranno la loro storia di adattamento, la loro storia di cambiamento, la loro storia e il loro modo di interpretare il concetto di resilienza. Ve li presento, cominciando ovviamente dalla prima signora, che è Mina Bustreo, responsabile marketing e comunicazione della Jonix SPA. Quindi Luca Sala, non esattamente nell'ordine, Luca Sala, che è il fondatore di A10S E-Tech. Quindi abbiamo, partendo dal fondo, Andrea Gattolin, che è amministratore unico di Chimica Ambiente, Antonio Casotto qui a fianco di Mina, che è l'amministratore unico di Elite Ambiente, nonché presidente del gruppo Etan, e Diego Zandonà, che è il fondatore di Ametera. A loro passerei subito la parola perché vogliamo giustamente conoscere le loro storie e la loro esperienza di adattamento e di resilienza. Passerei quindi subito la parola chiedendo naturalmente di spiegarci di cosa si stanno occupando e soprattutto ponendo la prima domanda. Siamo a febbraio del 2020, scoppia la pandemia. Voi vi trovate in azienda, siete responsabili quindi di produzione, siete responsabili delle risorse umane, siete responsabili di organizzare nuovamente la vita dei vostri lavoratori, dei vostri clienti per certi aspetti, della logistica delle vostre imprese e soprattutto vi trovate con dei prodotti che potrebbero avere un nuovo mercato o potrebbero non avere più un mercato in questo momento allo scoppio della pandemia. Vi chiedo dunque qual è stata la vostra prima reazione, cosa avete fatto? Come avete riorganizzato la produzione, come vi siete approcciati alle vostre risorse umane che evidentemente stavano vivendo con voi questo momento traumatico. Darei la parola per iniziare a Mina di Jonix SPA. Sì. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, l'azienda Jonix si occupa dal 2013 di progettare e produrre sistemi e apparecchiature per la decontaminazione dell'aria, sia dal punto di vista batterico e chimico.
Quindi immaginate febbraio 2020 cosa ha significato per noi in un momento dove è scoppiata una pandemia. Una società che per i primi 5 anni si è occupata prevalentemente di ricercare, di mettere a punto delle apparecchiature estremamente affidabili perché dovevano lavorare in presenza di persone, e che è passata da un fatturato del fine 2019 di poco sotto i 700.000 euro al 2020 a 5 milioni e 7. È stato come mettere un sassolino in una fionda e tirare l'elastico e mollare. Quello che è stato fatto, grazie anche al contesto industriale e scientifico all'interno del quale è nata Geonix, metà della compagine sociale produce sistemi e impianti per il trattamento dell'aria e l'altra metà è uno dei poli scientifici di ricerca privata italiana più importanti. Quindi la fortuna di essere dentro ad un contesto estremamente pronto per qualunque evenienza è stato certamente l'elemento che ci ha permesso. Grazie al territorio e quindi a tutte le aziende che prima erano state selezionate come fornitori, siamo riusciti a creare un panel che ci ha permesso di selezionare, acquistare le materie prime e di produrle fino a realizzare dei prodotti che nel giro di 60 giorni, quindi abbiamo fatto penare i nostri clienti per 60 giorni prima di essere in grado di rispondere alla richiesta esponenziale che è arrivata. All'interno delle nostre aziende la resilienza, come hai detto prima, è una cosa che abbiamo vissuto giorno per giorno. Diventare di colpo di acciaio armonico e quindi avere un imprinting e mantenere la forma sotto una pressione che, lo dico col sorriso, ma è al di là di ogni immaginazione. Siamo arrivati a lavorare fino a 20 ore al giorno, a volte dandoci il turno. Resilienza è stata soprattutto un aspetto umano che non abbiamo mai visto nel medio termine, ma un giorno dietro l'altro. E anche con ragazzi, siamo in un contesto che è adatto, con ragazzi che subito sono diventati liquidi e si sono adattati ad una situazione inimmaginabile il giorno prima. Grazie Mina, quindi andiamo in ordine, magari Antonio Casotto, prego. Sì, anche noi in effetti non abbiamo avuto la fortuna di essere così giusti per il nuovo mercato, però occupandomi di recupero e smaltimento rifiuti, avendo all'interno del gruppo una piccolissima divisione all'interno della divisione bonifiche ambientali che faceva disinfestazioni e che fa disinfestazioni, quindi in un ambito comunque più focalizzato sulla bonifica ambientale. E abbiamo preso anche noi la palla al balzo e abbiamo cominciato a creare effettivamente dal nulla, perché se vi ricordate all'inizio non c'erano, sono nate dopo dall'Istituto Superiore della Sanità le linee guida, quindi effettivamente fare una sanificazione, per fortuna sono un po', mi ricordo di essere ingegnere chimico e io e anche altri 2 soci, quindi un po' di chimica l'abbiamo spolverata e siamo andati giù con i classici prodotti che sono per le sanificazioni, quindi l'alcol minimo al 75%, il ipoclorito e quant'altro. E quindi abbiamo creato un protocollo che, fatalità vi dico, con estrema anche così stupore, è stato poi il protocollo che abbiamo letto sull'Istituto Superiore della Sanità a maggio, quando già stavamo facendo queste sanificazioni. Però volevo farvi anche, adesso ci sono pochi giovani, però quei giovani volevo far capire che chi fa impresa è preparato, e posso dire che nella mia così vita da imprenditore ormai oltre ventennale ho visto altre crisi, e nelle crisi viene fuori effettivamente la passione e la voglia di tenere botta. E quindi io sinceramente la prima cosa che fa un'impresa giustamente crea un piano ferie, credo che l'abbiate pensato anche voi all'inizio, un piano ferie, la gente ti viene incontro, poi con le sanificazioni che siamo partiti, dove le aziende volevano che lavorassi a fine lavoro, quindi di notte, e soprattutto il sabato e la domenica, ho dovuto cambiare gli orari anch'io di lavoro. Io avevo i dipendenti, gli ho detto ragazzi state a casa il lunedì, il martedì, e poi si lavora la sera del mercoledì, venerdì piuttosto che sabato e domenica. Quindi per arrivare a focalizzare chiaramente i soci, la titolarità, la parte, il management
è quello che deve cercare di intuire come tamponare e ripartire, e poi deve avere un grosso come si può dire, una grosso appeal con i dipendenti, perché devi essere seguito chiaramente da tutti, fino all'ultimo dei dipendenti, anche voglio dire in maniera veramente coinvolgente. Io ho avuto questa fortuna, mi dico sempre di essere una persona fortunata, perché ho tutte quanti veramente bravi ragazzi. Noi siamo un centinaio di persone, 115 adesso, per un 25 milioni di fatturato, quindi una realtà che insomma di giro ne fa. È chiaro che per noi è un settore molto di nicchia, però ci siamo reinventati, abbiamo tamponato, dicevo, in questi sistemi, e dico anche che almeno per il caso nostro è stata una crisi inferiore rispetto a quella del 2008, lo dico sinceramente. Nel 2008 noi l'abbiamo accusato il colpo molto di più di questa pandemia. Grazie. Allora io direi 2 cose, abbiamo già rilevato: ragazzi liquidi, parla Mina. Antonio ci ha detto: ho rispolverato le mie competenze in tema di chimica e avevo con me dei bravi ragazzi, il che significa l'importanza del capitale umano all'interno delle aziende. Mi sembra un fattore molto importante proprio qui che parliamo di capitale umano e di quale potrebbe essere il futuro dei giovani che io spero ci stiano seguendo numerosi anche in streaming, perché oltre alle persone qui presenti in sala siamo collegati in streaming. Ovviamente i tempi richiedono purtroppo anche e per fortuna che abbiamo questi strumenti che ci consentono comunque di comunicare, comunque di essere connessi. Mi scuso prima perché ho fatto un piccolo diversivo rispetto all'ordine di presentazione, ma comunque nessuna importanza. È già pronto Diego Zandonà, fondatore di Ametera, al quale chiediamo anche a lui, come ai suoi colleghi, di raccontarci la sua esperienza. Grazie Rita. Noi facciamo una cosa molto semplice: sacchetti per aspirapolvere in microfibra. Ametera col proprio brand Igenio. È troppo alto, do fastidio? Col proprio brand Igenio distribuisce, ma da diverso tempo, nei punti vendita, nei negozi ad insegna Unieuro, Expert, Troni, Comet, eccetera, eccetera, i disinfettanti, quindi eravamo già nel mondo della sanificazione, e i nostri sacchetti aspirapolvere in microfibra. Andavamo un ben da Dio quel giorno. Col DPCM del 20 marzo del 2020, in deroga la Regione Veneto, il nostro governatore ci ha chiesto se qualche azienda è in grado di aiutare in questa situazione di emergenza alla produzione di dispositivi di protezione individuale, per cortesia lo faccia. E noi ci siamo guardati, siamo una piccola struttura, siamo in 8, più abbiamo 16 agenti sul territorio italiano. Avevamo sì i disinfettanti, avevamo i macchinari per fare la saldatura in alta frequenza, ma erano troppo lenti. E allora abbiamo chiesto al nostro fornitore della microfibra, al nostro fornitore di microfibra, se ci metteva a disposizione un tessuto non tessuto in grado di essere utile per la situazione d'emergenza, e lui ci ha detto: no, vi metto a disposizione un prodotto che è idrorepellente, vi garantisce la scheda tecnica che non permette l'uscita delle goccioline e l'entrata delle goccioline, filtrazione zero. Allora abbiamo guardato e detto: forse noi riusciamo a far qualcosa. Perché da Vo, che è vicino ad Asolo, quindi nel Padovano, c'erano problematiche che stavano crescendo sulle province di Brescia e di Bergamo. Abbiamo detto: cerchiamo di fare qualcosa di utile. Abbiamo coinvolto, perché la struttura interna era troppo piccola, degli artigiani. Allora, chi in 2 ore ha prodotto la fustella, chi si è dato da fare con la trancia per tranciare le bobine di tessuto, in 2 giorni siamo riusciti a mettere sul mercato le prime mascherine, che non erano bellissime, però funzionavano perfettamente, erano assolutamente affidabili. Il gruppo di lavoro come si è gestito? Abbiamo iniziato a modificare quello che eravamo soliti fare, perché bisognava farlo, in quello che serviva a fare. Tutti i collaboratori dell'azienda si sono dati a fare per modificare
la propria quotidianità e sono diventati dei collaboratori multifunzione. Si faceva quello che serviva. Avevamo poi anche un fornitore che ci ha dato la possibilità di fare dei gel con ipoclorito di sodio, che è un po' il principio attivo della candeggina. Quindi avevamo i disinfettanti, il gel, le mascherine. La parte difficile è stata organizzare, riassumere tutti quanti il fabbisogno di materie prime, ed è stato un correre continuo. Se ricordate, in quel periodo era tutto chiuso, quindi dovevamo adattarci a quello che c'era a disposizione: etichette da mettere, le bustine per confezionare, l'elastico. L'elastico era un problema, cioè per fare 200 mascherine si trovano, per farne 20.000 bisogna avere dell'elastico. Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di avere il supporto e il valore aggiunto di attività, di professionisti, di artigiani che hanno dato un valore aggiunto commovente. Quando c'era la possibilità di dire aiutiamoci, loro ci hanno veramente aiutato. Ci hanno aiutato a risolvere i problemi che c'erano, insieme a trovare le soluzioni per realizzare velocemente il film. E lì siamo partiti con tutte le difficoltà, perché bisognava creare codici a barre, creare informazioni, veicolare le schede tecniche, le schede di sicurezza, informare che avevamo questi prodotti. Quando è partita l'informazione, è partito l'arrivo degli ordini, e abbiamo dovuto gestire anche tutto questo con delle priorità. Ci siamo dati la regola, scusate, prima le province che ne avevano estremamente bisogno, quindi tutti gli ordini che arrivavano da Brescia e Bergamo avevano una priorità, e poi abbiamo cercato di dare prodotti a tutte quelle realtà, le nostre case di riposo, i nostri vecchietti che in quel momento avevano grandissime difficoltà, o i ragazzi di alcune strutture che avevano bisogno di supporti. Abbiamo cercato per primi di fornire queste persone. Ne abbiamo regalate tantissime mascherine, ne abbiamo prodotte molte. Abbiamo lavorato tantissimo. La cosa che mi ha fatto tantissimo piacere è quello spirito di squadra che ho riscontrato ancora una volta nel gruppo di collaboratori in azienda. Non c'era, come diceva Antonio, orario, si poteva lavorare, abbiamo lavorato tantissimo, e la cosa che ci ha dato grande soddisfazione, che a me dava personalmente grande soddisfazione, era la sera, quando la mia coscienza mi faceva un piccolo grande applauso, perché abbiamo fatto delle cose utili. Grazie infinite. Direi che è un esempio meraviglioso e anche raccontato con molta passione di riconversione della produzione, sicuramente. Mi piace questo spirito. Ci hanno chiesto: siete in grado di fare qualcosa? L'abbiamo fatto. Mi pare un approccio molto pragmatico al problema, che è un po' l'approccio anche di tutto il nostro sistema produttivo. Ci chiedono qualcosa, lo facciamo. Quindi, nell'ordine, a questo punto passerei la parola a Luca Sala, fondatore di A10S iTech. Prego Luca. Sì, A10S dal 2006 si occupa di informatica, di digitale. E non dimentichiamo che noi alla fine del 2019, inizio del 2020, eravamo ancora sulla coda lunga di una crisi che ha pesato parecchio, soprattutto sul settore industriale. I nostri clienti erano i clienti nel settore industriale, e già noi ci eravamo a quell'epoca reinventati, perché abbiamo cercato di portare le nostre competenze all'interno del mondo industriale. Si parlava di Industria 4.0, quindi avevamo già fatto una prima riconversione adottando le nuove tecnologie, l'internet delle cose, le blockchain, l'intelligenza artificiale, eccetera. E già eravamo consapevoli che nulla sarebbe più stato come prima, almeno per il nostro comparto industriale. Arriva il Covid e a questo punto facciamo una riflessione. Tutte queste competenze che abbiamo già maturato, e in gran parte grazie a una crisi appena precedente, come possiamo metterle a fattor comune, come possono essere utili per uscire da questa situazione?
E la cosa che ci è venuta in mente è stato di accompagnare il processo di digitalizzazione non più solo del mondo industriale, ma di chiunque avesse un'attività imprenditoriale, le piccole e medie imprese, le microimprese. E qui il tema è critico, soprattutto in Italia. Noi siamo consapevoli di avere un sacco di tecnologia disponibile, con le nuove tecnologie digitali oggi si possono fare cose inimmaginabili, ma dall'altra parte abbiamo un mondo della potenziale domanda, quindi di aziende, piccole aziende che potrebbero adottare queste tecnologie a loro beneficio, che banalmente non lo sanno, quindi non hanno la più pallida idea di cosa si possa fare con l'intelligenza artificiale, cosa si possa fare con la blockchain, eccetera. E ci siamo reinventati una seconda volta, e ci siamo reinventati secondo un modello che è quello del broker. Quindi abbiamo deciso di metterci in mezzo, quasi da mediatori culturali, tra un mondo di offerta tecnologica anche di altissimo livello e un mondo invece di potenziale domanda inconsapevole. Facendo proprio un'attività da broker, a me poi piace dire scherzando che facciamo i mediatori culturali, perché poi di questo si tratta, e lo stiamo facendo in comparti di mercato e industriali che tipicamente non sono innovativi, tipicamente non sono digitali. Il turismo, le aziende del legno, nell'edilizia, cioè tutti quei settori che ancora non hanno capito che tipo di benefici potrebbero derivare dall'adottare un certo tipo di sensoristica sulle case. Il concetto è quello di potenzialmente disporre di un sacco di dati che però non vengono mai trasformati in informazioni utili per fare qualcosa. E questa cosa qui è diffusa, non è solo dell'azienda, non è solo Industria 4.0 questa cosa qui, ma è di tutti, è anche di un villaggio turistico, un campeggio, un albergo, un ristoratore, chiunque. E quindi quello che noi abbiamo fatto fondamentalmente, se la vuoi asciugare in un concetto, è trasformarci in funzione delle competenze che avevamo in tasca. Quindi abbiamo delle competenze, cosa possiamo fare di nuovo con queste competenze in tasca? E questo è stato un po' la molla che ci ha fatto diventare dei broker nel mondo dell'innovazione e del digitale. Perfetto, grazie. Scusate. Mi piace il tema della mediazione culturale, perché evidentemente vi siete trasformati in un'azienda in grado di fornire servizi che possono aiutare chiunque, anche chi non approccia o non approcciava naturalmente il settore digitale, ad affrontare invece la necessità della transizione digitale. Spero di aver riassunto il pensiero. Transizione digitale di cui ovviamente è diventata una necessità, ma non soltanto per le industrie, anche nel mondo della scuola, se pensiamo anche nella nostra vita quotidiana. Se posso aggiungere solo una cosa, non è solo l'inglese importante oggi, è importante anche avere a bordo nella pelle una cultura digitale, una vera cultura digitale. Parleremo poi delle competenze chiave proprio per affrontare con successo questo cambiamento. Adesso passerei la parola ad Andrea Gattolin di Chimica Ambiente, amministratore unico di Chimica Ambiente. Prego. Buongiorno a tutti. Noi siamo un laboratorio di analisi chimiche ambientali, quindi di fatto siamo nel territorio dal 2005 e affianchiamo le produzioni industriali su tutto quello che sono le esigenze, sia per quanto riguarda la parte interna, ambiente di lavoro, che per quanto riguarda l'affiancamento dei prodotti, le certificazioni. Nel momento in cui c'è stata la pandemia, ci siamo trovati nelle condizioni di dover valutare quale tipo di servizio poteva ancora essere utile e quale meno. Ovviamente i processi produttivi erano rallentati, quindi determinati settori erano praticamente fermi per un periodo, ma altri settori avevano avuto degli sviluppi anche notevoli. Quindi siamo approcciati con un workshop, un lavoro, abbiamo usato molto le call, abbiamo fatto un gruppo di lavoro e abbiamo identificato quali erano i servizi che potevamo offrire e che sarebbero stati necessari. Ci sono state due linee di sviluppo principali. La prima è stata il controllo del Covid su tamponi, quindi di fatto abbiamo applicato questo tipo di controllo con tecnica RNA che andava a dare evidenza delle sanificazioni sui processi produttivi,
e poteva essere ed è stata utilizzata anche dai gestori dei servizi pubblici di trasporto. C'è stato un periodo, non so se voi vi ricordate, in cui gli autobus erano in qualche modo identificati come il male assoluto per la trasmissione. Quindi i gestori di fatto, che applicavano già dei protocolli rigidi di sanificazione, avevano applicato degli altri controlli volontari per vedere anche da un punto di vista statistico e nel tempo quanto questo potesse incidere, quanto fossero efficaci quelle azioni che stavano intraprendendo in quel momento. Questo come primo. Il secondo linea di sviluppo che abbiamo implementato è stato l'antibatterico. È cambiato un mondo, vi dico che dopo il Covid purtroppo ci sarà un altro problema. Di fatto gli antibiotici stanno perdendo di efficacia, quindi il pharma studia sempre antibiotici alternativi che possano in qualche modo compensare la perdita di efficacia degli esistenti, ma la seconda linea è rendere degli ambienti più salubri, più sani. Questo si fa con una serie di tecnologie nei processi, l'esempio è mettendo degli additivi che sono di fatto antibiotici per quanto riguarda antibatterici su dei materiali, l'esempio è una pittura murale, ci possono essere degli additivi organici o inorganici, classici come argento, rame, che di fatto mi danno anche una funzione antibatterica, perché quello rimane una pittura. Quindi dall'analisi di questo si è visto che questo mercato, questo sviluppo si amplierà e sulla base di questo abbiamo accreditato tutte le prove, le verifiche per determinare l'efficacia di questi prodotti, l'efficacia della composizione dei singoli lotti. Questa cosa è stata effettivamente, si è verificata perché per noi questo tipo di controllo è praticamente quadruplicato. E questa cosa non si fermerà, ma avrà una sua prospettiva nel tempo, potenzialmente molto ampia, almeno fino al 2030, perché sarà una battaglia che dobbiamo ancora combattere. Non ci consola il fatto che dovremmo ancora combattere a lungo questa battaglia, ma ci consola il fatto che abbiamo delle soluzioni in termini di ricerca, di innovazione, delle soluzioni tecnologiche che sicuramente ci aiuteranno a vincere questa battaglia. Una cosa che è emersa da parte di voi tutti è la disponibilità delle vostre risorse umane, quindi la capacità di adattarsi, di cambiare orari di lavoro, di cambiare stili di vita, di offrire il meglio che potevano offrire anche in termini di tempo, in un momento particolarmente difficile. Adesso però vi chiedo, da un punto di vista delle competenze, le avevate già in casa? Queste persone che avevate in casa hanno dovuto in qualche maniera riconvertire le loro competenze, aggiornare le loro competenze e quali sono state in questo momento così difficile le competenze chiave, cioè quelle che vi hanno consentito di adottare le soluzioni che ci avete appena raccontato e quindi di superare la criticità offrendo anche soluzioni produttive decisamente all'avanguardia e utili. Grazie. Cominciamo, visto che ha il microfono, io direi riparta lei. Okay. Anzi, riparti tu, Andrea. Grazie. Allora, per noi, ovviamente, mi stanno assicurando che al di là della nostra sensazione di non sentire, il pubblico sente. Sentite? Ah, ok. Perché invece noi non ci sentiamo. Comunque insomma, allora per noi le competenze, oltre a quelle classiche che ovviamente sono chimica e biologia, che sono le basi di un laboratorio, ma che poi spaziano all'interno di tutta un'altra, diciamo, fascia più ampia di competenze scientifiche, quello che è importante che abbiamo identificato è la proattività. Bisogna capire che all'interno di un gruppo lavoro ci sono moltissime funzioni per portare avanti un progetto, possono essere organizzative, comunicative, e per portare avanti questo progetto e seguire questo, la cosa più importante è che ognuno segua quello che gli viene meglio, e quello che gli viene meglio è quello che gli piace. Quindi fondamentalmente l'idea che ho io, che anche se uno non deve mai perdere la visione del futuro, di fare quello che gli piace. Anche se in un momento della vita non lo fa, l'indicazione di andare verso quella strada deve essere sempre data da noi, perché questo è il valore aggiunto, il vero valore aggiunto che ti fa risolvere un problema. Grazie.
Quindi lavorare, competenze, ma competenze che soddisfino le tue necessità interiori, le tue aspirazioni, le tue, diciamo così, vocazioni naturali. Grazie. Prego, adesso diamo la parola a Luca. Ma allora, occupandoci di digitale, le competenze in gioco sono estremamente eterogenee. È difficile trovare in un'azienda che si occupa di informatica e digitale tutte le competenze su tutte le tecnologie digitali disponibili esistenti. Non ce la si farebbe, a meno che non sei una grandissima azienda informatica, a meno che non sei la Google o la Apple o questo tipo di soggetti. E allora, più che quali sono le competenze che sono risultate necessarie, è il modo in cui si sono messe insieme le competenze che è stata diciamo uno degli obiettivi. E allora da lì è nato un modello di rete. Io sono anche presidente di una rete di imprese e il concetto è proprio questo, cioè mettere insieme aziende che si occupano tutte di digitale. Ci sono anche delle start-up che per esempio sono specialiste di intelligenza artificiale, di blockchain, di tutte queste cose che a tanti sembrano anche un po' esoteriche, però sono le tecnologie di adesso e che nel futuro verranno applicate da tutti quanti. Quindi la nostra competenza di A10S maggiore era la capacità di metterli insieme, la capacità di coordinare, la capacità di gestire progetti anche complessi. E quindi quello che è cambiato è il modo, quindi anziché occuparci di una cosa, occuparci noi, ci siamo occupati a tutto tondo, facendo i broker, di mettere a disposizione queste competenze, ma l'esigenza era anche mettere insieme un network di aziende per fare questa cosa. Io peraltro sono anche vicepresidente di un'associazione nazionale di aziende ICT, che è la Assintel, che è un'associazione che fa parte della Confcommercio, e anche in Assintel abbiamo vissuto questo tipo di problematiche e quindi anche l'associazione si è fatta parte attiva in questo progetto, un po' su spinta mia, ma comunque era l'esigenza del momento, come tutti insieme possiamo mettere a disposizione quello che sappiamo fare per un nuovo mondo, perché di questo stiamo parlando. Niente sarà veramente come prima, non solo a causa del Covid, ma a causa di quello che sta succedendo, della crisi precedente e di quello che tuttora succede. Perfetto, quindi vocazione, fare rete. Diego, cosa ci dici? Fare squadra. È stato, le risorse che avevamo in azienda erano sufficienti per quello che avevamo fatto allora e continuiamo a fare adesso, fare sacchetti aspiratori, la cosa era una semplicità incredibile, invece ci è arrivato addosso un fiume di lavoro che abbiamo dovuto tutti insieme cercare di gestire, cercando di identificare bene quali erano i problemi che arrivavano dall'esterno, quali erano i capricci dei clienti, dei fornitori. È stata una guerra, però tutti insieme siamo migliorati tantissimo, abbiamo velocizzato per quantità di lavoro che c'era e per rapidità, e tutti abbiamo cercato di essere multifunzione, da io che ero il capo dell'azienda a chi gestiva poi le spedizioni alla fine. E siamo migliorati tantissimo sul flusso delle informazioni, sul dialogo fatto in modo che arrivasse alle persone giuste nel modo giusto, e per noi è stato fondamentale questo tipo di miglioramento di approccio. Grazie. Quindi vocazione, fare rete, fare squadra, dialogare, flusso di informazioni. Antonio? Io credo, almeno a livello di gruppo, che la parola chiave per noi sia stata differenziazione, perché all'interno del gruppo nostro c'è un'azienda anche che si chiama Eco Management, che fa sistemi informativi e software. Siamo stati anche premiati su Small Business, che è un'iniziativa che è un po' anomalo per un'azienda del settore ecologia, tra virgolette, perché comunque un sistema di tracciatura di rifiuti e poi un sistema di interconnessioni delle sedi eccetera l'avevamo già, quindi quando c'è stato il momento di dire bisogna fare telelavoro, francamente noi la teleconferenza la facevamo già dal 2015 e questa è stata una cosa, abbiamo cominciato subito a dire se qualcuno
perché poi cominciavano ad avere le mamme, i figli che all'asilo, insomma c'erano casini, e quindi abbiamo cominciato a dire chi vuole stare a casa, sempre chiaramente un lavoro d'ufficio, perché un manutentore non può tanto stare a casa. Lavori d'ufficio siamo stati in grado di poterli erogare subito all'interno dell'azienda grazie a questo patrimonio che avevamo interno. Se poi voglio dire invece che tipo di professionalità abbiamo cercato di far crescere, quindi è un'altra parola chiave, è quella, ma che va bene a ogni stagione, quella di far crescere le competenze interne. Noi abbiamo smarcato praticamente 3 competenze che non facevano manutenzioni, quindi una sorta di outsourcing interno per cercare di sistemare le cose senza dover andare all'esterno. Ecco, questa è stata un'altra chiave di lettura. Noi adesso abbiamo in staff 3 manutentori, prima era un manutentore, gli altri 2, uno era addirittura un autista che faceva allestiva le macchine da corsa, quindi se ne intendeva di meccanica. Abbiamo detto, ma è inutile che te fa l'autista, vieni qua, e adesso fa le manutenzioni per tutti i camion. Quindi anche in una logica di chiusura, non voglio dire che abbiamo tutto, però siamo un po' più attrezzati, ecco, a qualsiasi problematica. Quindi, ripartendo, vocazione, fare rete, fare squadra, differenziazione. Mina, cosa ci dici? Allora, l'insieme sicuramente di tutto quello che hanno detto, quindi sviluppare delle capacità adattative non prestabilite e di giorno per giorno. Quello che noi abbiamo visto accadere all'interno soprattutto è stata la capacità di affinare la modalità di relazione e come ottenere dalle persone interne ma anche dall'esterno, all'interno di una buona relazione, di un buon rapporto, il meglio, che non è scontato, perché in momenti di crisi viene fuori il meglio sicuramente delle aziende, ma si stressa tutto quello che già era lì per saltare. Quindi sono saltati parecchi tappi che ti hanno dato l'opportunità di dire bene, questa modalità non funziona, e abbiamo visto che poi è stato un processo quasi contagioso, visto il periodo, che si è trasferito naturalmente e che abbiamo continuato a mantenere. Io devo dire che questa situazione ha creato al nostro interno, sicuramente ha tolto molta polvere e molta ruggine dalle menti, inteso come togliere degli schemi fissi, capire che tutto quello che ognuno di noi ha a disposizione non ha un limite finito, ma una capacità di apprendimento, autoapprendimento e di osmosi con quello che c'è intorno, che fino a prima della pandemia io non ricordavo. Io ho più di 40 anni di lavoro, quindi ritengo in diversi ambiti di avere vissuto un po' di cose. Mai come in questo momento le persone hanno tolto i freni e si sono messe nella condizione, per diversi motivi, paura di perdere il posto di lavoro, necessità, senso di urgenza, però hanno tolto quei autolimiti che avevano. Certo, non si può generalizzare in senso assoluto, ma quello che noi abbiamo affinato e che ci è arrivato credo sia stato questo, oltre, ripeto, a quello che hanno detto loro, che sposiamo perfettamente. Bene. Devo dire che siamo stati molto bravi, perché pur avendo iniziato in ritardo noi siamo stati nei termini, però un ultimo passaggio di microfono ai miei ospiti e agli ospiti dello stand della Regione del Veneto io lo farei fare, chiedendogli, abbiamo visto, ce l'avete già detto tra le righe, questo è stato un grandissimo problema, è stata una gravissima crisi. Qual è l'opportunità che avete colto da questa grandissima crisi? Mina, ripartiamo da te, visto che hai il microfono in mano. Allora, smettere intanto di continuare a parlare di crisi è un'opportunità. Veniamo dal 2008, sono autocondizionamenti, lo so che è facile, sembra facile da dire, è molto più difficile da mettere in pratica, però più ci ripetiamo certi concetti più si fa fatica a saltarne fuori. Quindi questo è quello che personalmente abbiamo, io personalmente e le persone che fanno parte del team con il quale ho la fortuna di lavorare abbiamo imparato. Bene, quindi dal problema una grande opportunità nelle relazioni, nei rapporti umani, sì, nel business anche. Sì, ma aggiungo anche che l'opportunità, allora, al di là che vorrei far sottolineare che almeno nelle aziende credo nostre, ma in generale il Veneto eccelle per non aver usufruito di cassa integrazione. E questo qua la dice lunga, voglio dire che abbiamo cercato lo stesso di tenere botta senza usufruire di una cosa legittima, per amor di Dio, della cassa integrazione.
E l'opportunità, secondo me, è stata quella di aggregare. Io ho sentito tanto spirito di squadra, ma l'abbiamo detto, forse l'hai detto anche tu prima. Lo spirito di squadra, facendo parte anch'io di una rete, sono il promotore di Veneto di Greencaster, addirittura la rete nostra ha spostato il focus su un grande progetto che è il progetto di recupero di risorse e di rifiuti, ed è stato focalizzato nel recupero di tutti i DP, mascherine e quant'altro all'interno della pandemia. Quindi secondo me questa è una grossa opportunità che ha il Veneto, che sarebbe un po' individualista a livello imprenditoriale, quella di credere di più nell'aggregazione tramite reti, distretti o quant'altro, in modo tale che si possa fare più massa critica e anche far girare di più le idee. Direi a questo proposito 2 parole le spendo sulle nostre reti innovative regionali che veramente all'indomani dello scoppio di questa pandemia sono state chiamate a trovare, a preparare dei progetti, ad approntare delle soluzioni che potessero in qualche modo affrontare non tanto la crisi contingente, ma la pandemia contingente, ma quello che sarebbe venuto dopo e come sarebbe cambiato il mondo dal punto di vista anche dei modelli produttivi e dal punto di vista dei prodotti. Direi che sicuramente un esempio di aggregazione, Diego ce l'ha spiegato e ce l'ha perfettamente illustrato prima, ha detto abbiamo messo assieme tutto quello che potevamo mettere assieme. Sì. Prego però, lascio a te la parola per una opportunità. L'opportunità un po' concreta è stata la possibilità di farci conoscere come brand Igenio in un tempo così breve a una quantità di clientela molto importante. Un'altra opportunità che secondo me è basilare per noi e per il nostro territorio è aver dato la possibilità ai nostri artigiani, no, che sono i professionisti dell'arte, di dare il proprio valore aggiunto, di fare comunità. Ci siamo sentiti fortissimi in quel periodo tutti quanti, perché ognuno dava il massimo delle proprie possibilità. E questo mi è piaciuto molto, quindi l'opportunità di crescere come territorio, perché ogni azienda deve essere una ricchezza, una risorsa per il territorio in cui opera. E lo siete sicuramente stati. Grazie. Prego. Luca? Più che opportunità, per noi è stato un insegnamento. Saper mettere a terra le competenze, qualsiasi siano. E mi permetto magari di dare un consiglio anche ai ragazzi presenti in sala: coltivate le vostre competenze in base ai vostri talenti, qualsiasi cosa sia, però imparate a lavorare insieme. Lavorare insieme è fondamentale. Il processo olistico, quello tale per cui 1 più 1 non fa mai 2, ma fa sempre almeno 3, si mette in atto solo se si mettono a fattor comune le competenze. E qui mi sento di dare anche un altro suggerimento: mettere insieme le competenze, lavorare insieme significa parlare tutti la stessa lingua, essere capaci di dialogare, e il mondo oggi è diventato piccolo, quindi è importante l'inglese, oggi è imprescindibile, quindi per quelli della mia generazione magari potevamo chiudere un occhio, ma oggi questa cosa è imprescindibile. E l'altra keyword, l'altra cosa importante è il linguaggio del digitale, cioè bisogna portarsi dietro un bagaglio, a prescindere da quali siano i tuoi talenti, le tue competenze, ma i linguaggi di oggi sono l'inglese e il digitale, quindi non si può prescindere da queste due competenze chiave, quindi la competenza linguistica e la competenza digitale. E finiamo con Andrea. Sì, la tua opportunità. L'opportunità che abbiamo visto noi comunque di fatto nel momento di abbassamento della produttività è avere il tempo per programmare, perché la programmazione è tutto sulla programmazione, sull'analisi preliminare, su una visione, su quello che sarà, perché questa fase che in una corsa non viene mai abbastanza valorizzata è in realtà la più importante. È l'importante perché prima si pensa e poi si fa. Se posso aggiungere e collegarmi a quello che diceva il collega prima, era questo: anch'io dico bisogna andare avanti. Una cosa che mi piace dire è che per fare un passo avanti per un attimo bisogna perdere l'equilibrio, quindi non bisogna avere paura di lanciarsi e di cercare quello che è la propria indole, quello che vogliamo veramente fare, quello che vorrete fare, soprattutto i ragazzi. Certo.
Sì, abbiamo visto che le vocazioni sono importanti, però a volte bisogna anche lanciarsi, sapersi lanciare. E direi che con questo messaggio, un messaggio di fiducia, un messaggio di ottimismo dato dai nostri imprenditori, che comunque vi hanno dimostrato con le loro storie che ce la si può fare anche in un momento difficile, anzi ce la si deve fare, è il messaggio migliore che possiamo lasciare a voi che ci state seguendo in sala e a coloro, ai ragazzi che ci stanno seguendo in streaming. Io vi ringrazio anche a nome della Regione del Veneto che vi ha avuti con molto piacere suoi ospiti qui oggi, e grazie per le vostre storie, grazie per quello che fate. Buona serata.